Signori e signori, buonasera dal Palatinà di Lazzaro. Aria da big match, anche perché l'ospite di questa sera è una formazione che sta volando. 7 vittorie su 7 partite per la Benevento, 5 ospite questa sera la Cadient Incendi Futura. Il capitano al rientro Giancarlo Cividini applaude e abbraccia i bambini della scuola calcio insieme ai ragazzi dell'associazione Inoltre, da sempre vicinissima alla formazione giallo-blu e a tutto il territorio di Lazzaro e Motta San Giovanni. Andiamo a leggere le due formazioni. Oggi abbiamo un arbitro speciale per la prima volta qui a Lazzaro e a questo punto, solo per questa volta, potremmo anche partire direttamente dagli arbitri, perché abbiamo il piacere di avere qui Dario Pezzuto di Lecce, un arbitro internazionale. Nel frattempo Peppe Scopelliti accompagna l'erede in tribuna. Buone notizie per Peppe Scopelliti, nuovo allenatore dell'Under 17 della Futura, e probabilmente molto molto bene. Accanto a lui, accanto a Dario Pezzuto di Lecce, abbiamo Amedeo la Calamita di Bari, con una delle eccellenze assolute dell'arbitraggio della Calabria, Alessandro Cartisano da Reggio Calabria, che andrà al crono come è giusto che sia. Prontissimi per questa grande sfida davvero palpitante. È chiaro che la Futura lancia la sfida a una formazione quotatissima che chiaramente sta facendo pentole e coperchi in questo avvio di campionato. Per gli ospiti il numero 6 Davide De Crescenzo, il numero 8 Ciro Del Grosso, il 10 il Mago Abdala, l'11 Renoldi, il 18 Umberto Caruso, il 20 Montefalcone, il 22 Andrea De Figlio, 24 Guillerme Arruda Zonta, il 27 Rafael Rafigna, il Rizzi, il 27 il 33 Roberto Rollo, Yuri Pozzo il portiere col 92, completa il numero 98 Enz Lucas. Per la Futura andiamo a leggere la formazione del presidente Lino Mallamaci, degli allenatori Lino Martino e Umberto Onorio. D'Agostino il secondo portiere, Parisi parte ovviamente tra i pali come primo portiere, in quintetto Ariel Pisetta, Umberto Onorio, Andrea Falcone e Peppe Scopelliti. Gian Cividini parte dalla panchina, il capitano al rientro come raccontavamo. C'è il rientro anche di Pasquale Torino, Simone Minnella che scalpita per far bene, Alessandro Squillaci, il giovane brasiliano Cadu, e ci siamo prontissimi. Bella la grafica per sempre. Enzo Iaria vive con noi, storico dirigente della storia della Futura e dello sport reggino di Pellaro, di Lazzaro, Bocale e non solo. Un abbraccio lassù al caro Enzo, che è sempre stato qui fino alla fine, combattendo una bruttissima malattia, a testa alta, petto in fuori, con orgoglio giallo-blu da vendere. Un caro abbraccio alla famiglia nel ricordo di una grande persona, di un grande tifoso, sempre vicinissimo alla promozione del calcio a 5 e alla cultura dei giovani e di questo sport. Si gioca. Renoldi, primo pallone per la Benevento 5, si sgancia il portiere, botta subito, parte fortissimo, palla fuori. Tra i pali c'è Germano Montefalcone per la Benevento 5, sulla banda di destra Renoldi, c'è Caruso in mezzo all'area, Renoldi con la direzione di Pisetta, palla fuori. C'è Pisetta in quintetto con Scopelliti, Onorio, Falcone e Parisi, come raccontavamo. Alla battuta Benevento 5, la capolista a caccia dell'impresa. La Futura dove aveva battuto anche il Taranto, finta incomplete, non si completa la giocata del Mago Abdala. Sarà palla e giallo-blu della Cadient Incendi Futura, con Andrea Falcone pronto a battere. Onorio, passaggio per Scopelliti, Peppe riflette, botta
pericolosissimo. Peppe Scopelliti, subito brivido per la futura, primo tentativo che non va a rete, ma comunque diventa pericoloso. Attacca Renoldi, Onorio per un attimo, ancora palla fuori, sarà rimessa Benevento 5. Dunque Abdala, Caruso, Renoldi, gioco di movimento con Montefalcone che è già sganciato, pronti per ripartire. C'è una sorta di cucchiaio che non si concretizza, poi colpo di tacco e attacca la formazione Sannità in impostazione. Renoldi con l'esterno, bello il dai vai per Rafinha che non riesce a prenderla, c'è il tocco di prima intenzione di Abdala. L'ex Sala Consiglia non è l'unico in questa squadra, la palla finisce in out. Non c'è stata deviazione e pallone per la Cadi Antincendi Futura. Falcone per Ariel Pisetta, interferisce l'avversario, palla a fondo, sarà pallone ancora una volta per i giallo-blu del mister Tonino Martino davanti alla sua panchina. Tonino Martino che condivide la guida tecnica insieme a Umberto Onorio, eccolo con la numero 9, il direttore Angelo Saccà, leggendario allenatore del futsal reggino, che ha portato in alto la Futura fin dai primi passi. Si gioca, inizio combattutissimo. Rafinha in impostazione, la formazione Sannità, attacca la capolista. Renoldi contro Umberto Onorio, finta e doppia finta. Renoldi, bello il passaggio. Rafinha sul colpo di Falcone, Pisetta non riesce a tenerla in campo, palla in out, sarà ancora una volta rimessa per la Benevento 5. Pronto Rafinha, no, è Caruso, se la va a prendere Caruso, botta fuori, tiro analogo a quello di Scopelliti di qualche istante fa. Un'azione a testa fondamentalmente, anche se Benevento è partita con concretezza dal punto di vista mentale, provando a prendere il pallino del gioco. No, non c'è stata una deviazione, sarà rimessa fondo per la Futura. Paolo Parisi con le mani, serve Scopelliti. Scopelliti ora per Ariel Pisetta, Alex Melilli sulla banda fino in fondo, palla troppo lunga, arrivava anche il tifosissimo col bandierone. Tommaso Buffon, si riparte. Renoldi sulla banda per Caruso, Onorio ci mette il corpo, Pisetta per un attimo, Renoldi cambia gioco. Tanto talento per la formazione Sannita, ancora Caruso, bello il reverse, Pisetta col tackle, ancora Renoldi che rischia di decapitare modello rivoluzione francese un giocatore della formazione giallo-blu. Sono rimasti due giocatori a terra, la palla non ha colpito nessuno, quella di Renoldi, ma si sono scontrati in chiave fortuita due giocatori, ovvero Abdala ed Ariel Pisetta. Speriamo non sia nulla di grave per loro. È arrivato il dottore Calabrò, il medico sociale della formazione giallo-blu, che completa una lunga panchina con il dirigente comandante Gianluca Tripodi, il team manager Pasquale Casciano, il dirigente Tomas Marino, il vicepresidente Filiberto Mallamaci, pronti ad incoraggiare i propri ragazzi, accanto ovviamente al mister Tonino Martino. Siamo in diretta, come detto, sul canale Divisione Nazionale Calcio a 5 per questo super big match. Siete in tantissimi collegati, un caro abbraccio a tutti voi, pronti a goderci insieme questa partita, questa super partita, anche perché la Futura, tranne qualche piccolo intoppo come le trasferte con Lazio e Pescara e l'esordio con Canicattì, ha dimostrato grande carattere, specialmente tra le mura amiche, dove ad esempio è caduta anche la New Taranto, una delle candidate al successo finale. Zoppicando, Abdala è costretto a uscire dal campo, speriamo non sia nulla di grave per lui. È entrato Heinz, si combatte numero 99 per Luca Senz e si gioca Renoldi, triangolazione, Rafinha sull'esterno proprio per lui contro Andrea Falcone con la numero 54. 17 minuti 45 secondi, primo tempo, attacca Renoldi, ribaltamento, attacca la capolista, triangolazione che non si concretizza.
entrato Lucas Zonta con la numero 99, dicevamo, e si può giocare. Caruso, ribaltamento, c'è Onorio con la testa, la palla è ancora lì, ripartenza Sannita. Palla Paolo Parisi, prova a mescolare le carte mister Scarpetti, tantissima Serie A e Serie A2 nel suo palmarès. Attenzione, pasticcio Cadi, c'è il tiro, Falcone si immola, la palla è ancora lì, si combatte, botta lontano dalla rete, ci ha provato Rafinha. Nel frattempo tanta gente qui, praticamente già sold out il nostro ormai classico venerdì del Palatinati Lazzaro. C'è un cambio, registriamo un cambio per la Cadi Antincendi, dentro Cadu, arrivato in corso d'opera il nipote di Pampeta, visto qualche annetto fa in Veneto al Giorgione, è ritornato in Italia, attacca Umberto Onorio, lui che dall'Italia non se n'è mai andato. Umberto Onorio filtrante, botta sull'esterno, Cadu prova a farsi vedere la futura, parlando brasiliano, dialogando brasiliano, si gioca Montefalcone, Parisi con i pugni, con sicurezza, ancora palla fuori, 16 minuti 35 secondi, sarà rimessa in zona offensiva con Caruso per la Benevento 5, attacca la capolista, attacca Rafinha, ribaltamento per Renoldi, passaggio in verticale, se la va a prendere Renoldi, finta, doppia finta, Renoldi irresistibile, ma Parisi c'è, cresce la formazione di mister Scarpetti, la palla è in out. Due giocate pericolose a testa, fasi di studio o poco più. Montefalcone, il portiere già sganciato, Pozzo parte dalla panchina, Montefalcone botta sulla schiena di Cadu, è entrato anche Cividini, si combatte, fallo del portiere su Cividini, ha ammonito Montefalcone che con estrema sportività va a dare il 5 all'avversario. C'è peso e quantità nella posizione di pivot, è entrato il capitano, il brasiliano Giancarlo Cividini, beniamino del pubblico locale, che vuole scardinare la porta avversaria già nella sua classica posizione. Completano i giocatori in movimento adesso Onorio Cadu e Pepe Scopelliti sulla banda di sinistra. In questo momento si schiera la difesa Sannita, sul fondo come potete vedere all'inquadratura c'è uno striscione che ricorda il dirigente Enzo Ieri, a botta di Cadu lontanissimo dalla porta. Messaggio di chiarimento tra Cadu e Cividini, si alza il coro futura e difende la Cadi Antincendi adesso. Renoldi se la va a prendere, Renoldi contro Scopelliti, Renoldi con l'esterno, ribaltamento, non si intendono i ragazzi della formazione ospite, calcio d'angolo, Montefalcone non se n'è totalmente accorto e la partita era ripresa addirittura con una palla per il Benevento, che così non è. Sarà dunque rimessa in zona offensiva per la Cadi Antincendi futura, anche da posizione invitante, come se fosse un calcio d'angolo. No, come non detto, Errata corrige, è un calcio d'angolo a tutti gli effetti. Onorio Vejan, Cividini ci ha provato. Continuano le fasi di studio con i portieri poco impegnati e tante strategie per scardinare le difese altrui. Passo dopo passo, Benevento, la capolista contro la Cadi Antincendi futura, il suo fattore campo da sempre, un fattore con la F maiuscola. Cividini la stoppa Gian per un attimo, difende molto bene Rafinha, palla in calcio d'angolo ancora una volta. Cresce la formazione giallo-blu, cara il presidente Nino Mallamaci, sarà calcio d'angolo per gli ospiti, anzi per i locali, chiedo scusa. Pronto alla battuta Umberto Onorio, infatti non era calcio d'angolo, è rimessa, avevo visto bene prima, batte Onorio per Cadu, finta doppia finta del mancino, torna indietro, piede Ducati col piede destro, passa a Parisi che incespica per un attimo, parte Paolo, potrebbe tirare, non è una fiondata di testa Benevento, Onorio la tiene in campo, ne esce come può, rimpallo ancora dalle parti
del primo portiere della formazione giallo-blu, Paolo Parisi con la numero 12. Si può giocare Cadu, pericoloso orizzontale ancora per Scopelliti, dai e vai Cividini col tacco, eccolo Cadu, c'è una deviazione, rimessa a Benevento. Cadu non riesce a trattenere la sfera, sarà ancora una volta pallone per la Benevento. 5 si gioca, palpitante inizio De Crescenzo, ribaltamento ancora, attacca la Benevento 5, deve provare a uscirne Montefalcone, rischia tantissimo, Scopelliti si dispera, palla in out, la rimessa sarà ancora una volta per i campani. Complimenti a tutto l'ufficio grafico della Futura per la bellissima grafica dedicata ad Enzo Iaria, davvero emozionante. Nel frattempo tiro cross pericolosissimo di Montefalcone, ancora cambio dentro la qualità di Ariel Pisetta, da ultimo si va a posizionare al suo posto, accanto a lui Cadu Onorio con Cividini, quartetto brasiliano in scena, come se parlassimo di Dunga, Roberto Carlos, Romario e Bebeto. Qui c'è un fallo probabilmente di ostruzione di Lucas, non è d'accordo l'arbitro, Pisetta avrebbe qualcosa da dirgli, ma si può ripartire con la rimessa per la capolista. Si gioca Rafinha all'indietro per Montefalcone, si sgancia Onorio di testa, palla in out, pronto Lucas già alla battuta, Lucas Zonta per Rafinha, Rafinha ancora per De Crescenzo, attacca la formazione ospite, Davide De Crescenzo sulla banda di destra, passa ancora la palla con l'esterno, davvero capitano, se la va a riprendere De Crescenzo, one to one contro Pisetta, prova a mettere pressione, la palla scorre dalle parti di Parisi. Tra gli applausi del mister Tonino Martino si può ripartire Onorio, banda per Gian Cividini, Cividini per Cadu di prima intenzione, presentissima la retroguardia Sannita con Luca Zonta, e c'è Parisi, Parisi, deviazione, non riesce a tenerla in campo. Benevento 5, sarà rimessa offensiva ancora una volta per il team di casa. Alla battuta la Cadi, antincendi Futura, Cadi storico marchio che ha legato per tanti anni la Serie A alla città di Reggio Calabria. Da playoff scorso molto emozionante, è ritornata in rampa di lancio sposando il progetto Cadi, botta, c'è Pisetta in mezzo all'area, ancora Cadu per 2 volte. La Futura prova a incidere, ma il risultato non si sblocca. Si gioca scontro fortuito tra Lucas e mister Martino, si abbracciano i due, ancora cambio, ritorna in campo Caruso, Cividini, posizione di pivot, attenzione, prova a girarsi, assist per Umberto Onorio, la mette in mezzo per un attimo, poi palla fuori, la rimessa e Cadi antincendi. Alla battuta Umberto Onorio, c'è il capitano Gian Cividini, gliela ripassa, tic tac 3-2, Onorio per il suo avversario, botta al volto per Onorio, De Crescenzo va a sincerarsi nelle condizioni dell'avversario, ha preso una botta in faccia a Umberto Onorio, ovviamente speriamo non sia nulla di grave. Ci sarà ancora cambio, pronto a rientrare in campo Andrea Falcone in luogo di Cadu. Tutto ok per Onorio, estremo fair play da parte del portiere Montefalcone che abbraccia Onorio. Si può ripartire. Un caro saluto a tutti voi amici sportivi che ci seguite sul canale nazionale della divisione calcio a 5. Si parte De Crescenzo, palla in out. Si gioca Rafinha, ribaltamento ancora, passaggio ancora fuori. (12 minuti 34 secondi). Pisetta di testa,
Falcone, ancora Parisi. Un fallo abbastanza evidente su Cividini, l'arbitro dice di no, si gioca, lascia correre, si combatte colpo su colpo. Se l'ha rimessa giallo-blu. Paolo Parisi per Onorio, di prima per Cividini. Palla in out, non si completa neanche questo. La rimessa però è Cadi. C'era un nuovo cambio, tornerà in campo nuovamente Peppe Scopelliti. La rimessa Andrea Falcone. Onorio, ancora per Falcone, ancora Onorio, dai vai. Si combatte Montefalcone, lascia scorrere Onorio, palla fuori. Siamo giunti quasi alla metà del primo tempo, 11:55 al termine di questi primi 10 minuti. Si gioca Onorio Scopelliti di prima dalle parti di Montefalcone, che la lascia scorrere. Sarà rimessa per il team Sannità. Con i giallorossi, Montefalcone lungo, Parisi c'è a due mani con estrema efficacia. Ora per Andrea Falcone. Falcone, ribaltamento per Umberto Onorio, attacca Onorio, ancora per Scopelliti, ribaltamento per Pisetta. Pisetta, fallo di De Crescenzo, fallo del capitano. Spintarella di De Crescenzo, che rischia anche il giallo. Non viene dato il giallo, Onorio ha già battuto, il gioco non è assolutamente ripartito. Battuta troppo repentina per la Futura, che dovrà aspettare l'arbitro ovviamente. Alla battuta Ariel Pisetta. Falcone, si è staccato Pisetta, che poi arriva sulla sfera. Ecco Ariel, botta, c'è Scopelliti, botta anche per lui. Palla direttamente in platea qui nel presentissimo Palattina di Lazzaro, Reggio Calabria. Umberto Onorio alla battuta. Onorio Scopelliti, Pisetta e Falcone in scena. Falcone, Montefalcone c'è, preso una botta alla mano dopo un calcio di Pisetta. Si dispera Montefalcone, speriamo non sia nulla di grave. Botta fortuita tra i due, dolorante ad una mano Montefalcone. Questa partita non merita di perdere un protagonista così importante, ovviamente. Speriamo si possa riprendere immediatamente il portiere della formazione ospite. Si gioca H Benevento 5, Renoldi, ribaltamento Renoldi, c'è Falcone in mezzo al campo, bravissimo, rubata con la mancina. Ora Onorio, tunnel di Falcone, la va a prendere Pisetta, macina chilometri aerei, sfiora il gol, poi c'è il tocco, Falcone per 3 volte, Scopelliti per 4 volte, amici sportivi, per 4 volte la Futura sfiora il gol dell'1-0. Azione letteralmente palpitante, prima Pisetta, poi Falcone, poi Scopelliti, 4 tiri a rete. Montefalcone è più vivo che mai, sta benissimo dopo il piccolo acciacco di qualche istante fa. Miracoloso Falcone per 4 volte. Si gioca Scopelliti, passa la palla a Pisetta, palla fuori, sarà calcio d'angolo ancora. L'ultimo tocco è di Caruso. La Futura sta provando a prendere lo scettro temporaneo di questa sfida. È prontissimo Umberto Onorio, serve Pisetta, illusione l'1-0. Una botta fortissima di Pisetta di poco al lato, chiama time out inevitabilmente lo staff tecnico della formazione sannita.
il mister del Benevento 5 deve provare a raddrizzare la situazione, mister Scarpitti, che chiaramente proverà a riprendere il controllo, il pallino del gioco, che fino al momento è stato abbastanza alternato, con tanto controllo di palla per la formazione ospite, come ricordavamo nell'anteprima. Oggi c'è Dario Pezzuto, è un onore per tutto il pubblico del Palattinà e di questo campionato averlo, anche perché è un arbitro internazionale di Lecce, e come secondo arbitro c'è Amedeo La Calamita, che è un prossimo internazionale, ci dicono, quindi è una notizia molto importante. E poi al crono c'è Alessandro Cartisano, che insomma è un orgoglio di tutto il movimento arbitrale reggino, e anche lui arbitra in questo campionato. Ovviamente oggi al crono inevitabilmente pronti per rientrare, 10:56 sul cronometro. Falcone, Scopelliti, Onorio, Pisetta, i giocatori di movimento, Bertolino Martino, accanto a loro Paolo Parisi. Dall'altra parte riparte Benevento 5, Renoldi è già in posizione, c'è Caruso da pivot, pronti per ripartire. Monte, Falcone, lancio lungo per Caruso, totalmente in out. È ritornato il mago Abdala nel frattempo, che era uscito per infortunio nella prima parte di questo primo tempo con la numero 10. Attenzione ai suoi guizzi, la sua caratura tecnica. Nel frattempo palla fuori, sarà rimessa ancora una volta per la Benevento 5. Velo, Monte, Falcone per il mago Abdala. Dai, vai Abdala, brividissimo Abdala, sfiora il gol dell'1-0. Risposta veemente dopo il time out per Benevento 5. Abdala va vicino al gol che poteva sbloccare il risultato dopo il poker di azioni da gol, tutte nella stessa azione, perdonatemi il gioco di parole, per la Caglia Antincendi Futura. Si gioca, era il P7 in posizione da pivot, tacco per Falcone, Monte, Falcone c'è. Tra Falcone e Monte Falcone un bel gioco di parole, ma capita anche questo. Si gioca, attacca Benevento 5 con Zonta, palla ancora per Parisi, Onorio per Falcone, Falcone l'alza per Onorio, troppo lunga, palla fuori. Nel frattempo c'è veramente pochissimo posto qui al Palattinà, si gioca De Crescenzo per Zonta, 1 contro 1. Renoldi se la va a prendere, palla De Crescenzo dalle parti di Paolo Parisi. Parisi con le mani, Cividini la stoppa, Gian di tacco, Pisetta, c'è una deviazione fondamentale. Ancora una volta la Benevento 5, 9:34 a giocare, sarà rimessa in zona offensiva per una Futura che sta veramente giocando una grande gara a testa altissima contro la capolista. 7 risultati utili, 7 vittorie in questo inizio di campionato, un inizio che vuol dire voglia di ritornare in Serie A. Si gioca, si sgancia il portiere Parisi per Cadu che è rientrato, Cadu per Eriel Pisetta, tunnel per Scopelliti, Monte, Falcone, Calamita prende anche questa. Scopelliti probabilmente, ma dirlo da qui è facile, farlo è tutt'altra storia, poteva allungarsi verso l'esterno e provare a calciare. Dai, vai ancora Scopelliti, dai e vai micidiale con Cividini. Montefalcone c'è. Nel frattempo incomplete il passaggio da Montefalcone verso Caruso. Gara veramente bella, accesa, con due squadroni che stanno provando a battersi a vicenda. Attenzione a Rafinha sul corpo di Pisetta, ancora Abdala, c'è Renoldi sulla banda di destra, il mago mette a sedere l'avversario, ancora Abdala, finta assist, attenzione, gol, non perdona Benevento 5, dedica a Cada per Rafinha. 8:45
la sblocca Benevento 5 con Rafinha. Ovviamente il ritorno in campo di Abdala, e questo assist è fondamentale nel mandare avanti la capolista. Adesso serve testa e cuore per la Futura, che è abituata a grandi imprese. Non deve assolutamente abbassare la guardia e deve cercare il gol del pari. 8:45, la sblocca così. Cividini, Scopelliti, Pisetta e Cadu insieme a Paolo Parisi. Bellissima la diagonale per la formazione ospite, che ha sbloccato il risultato quando mancavano 8:45 al termine del primo tempo. Si gioca, attacca Benevento 5, la lascia scorrere Pisetta, palla fuori. Attacca Benevento 5 in vantaggio 1-0. Abdala lascia scorrere Scopelliti. Tra virgolette si può sicuramente mangiare le mani la Futura per un primo tempo fino al momento giocato a testa altissima con innumerevoli azioni da gol. È chiaro che c'è il tempo per rimontare. Dall'altra parte il Benevento 5 è una grandissima squadra, basta leggere i risultati finora conquistati dalla formazione sannita, non lascia niente al caso, come questo tiro molto pericoloso. Scopelliti se ne sbarazza così. Rafinha all'autore del gol con la numero 27 sulla banda di destra, proprio sotto la nostra postazione. La palla scorre, porta vuota, attenzione, gol! Gol! Incredibile! Ariel Pisetta! Ma che magia abbiamo visto! È arrivato un altro mago in città, un Pisetta fenomenale, amici sportivi. Disimpegno errato del Benevento 5. Montefalcone si era sganciato e da lì una parabola magica, un arcobaleno sensazionale. La Futura sfrutta il pasticcio altrui e ritorna immediatamente in vantaggio. Si gioca 7:21, partita bellissima fino al momento, è un batti e ribatti. Rafinha per Abdala, cerca la magia, Cadu lo controlla, poi palla a Parisi. Si gioca Cividini, miracolo di Montefalcone, ancora un miracolo. Quante emozioni, amici sportivi. Botte gol ancora! Pisetta! E Cadu! 2-1! E gol di Cadu! 2-1! 6:57. Prima il gol di Ariel Pisetta, poi un Cadu irresistibile. E la partita si infiamma ancora una volta. E vantaggio Cadi, antincendi Futura. Quante emozioni, amici sportivi. Siamo stati facili profeti, ma probabilmente neanche noi potevamo mai aspettarcelo. Back to back devastante per la Cadi, antincendi Futura. In un amen, il forcing è ancora lì. Montefalcone in estrema difficoltà adesso. 6:42, gara palpitante, amici. Lancio clamoroso di Parisi, la stoppata Cividini in un primo momento e grande risposta di Montefalcone. Dopo un attimo il gol di Cadu e c'è ancora il Forza in Futura, in campo anche Pasquale Torino. Cadu mette ordine, passa la palla a Paolo Parisi, sciabolata morbida di testa Montefalcone. 6:28 da giocare, gol bellissimo di Cadu
dopo l'assist da calcio d'angolo di Umberto Onorio, ancora una volta ingegnere spaziale delle strategie giallo-blu. 6:24. Dunque prima Pisetta e poi Cadu riportano in vantaggio la Cadi Antincendi Futura e si gioca. Torniamo alla live. Montefalcone, Parisi con la spaccata, combatte Torino in mezzo al campo, anche Cadu autore del secondo gol. Si combatte, fallo brutto su Torino, vuole il cartellino Cadu, espulso Lucas, immediatamente sarà sovrannumero giallo-blu. Speriamo sia tutto ok per Pasquale Torino. Espulsione diretta per Lucas, che è costretto a abbandonare il rettangolo di gioco. 6 minuti e 11, 2-1 il punteggio. Pasquale Torino va a prendersi abbraccio da parte dei suoi compagni e dunque sovrannumero in questi 6 minuti e 11 che mancano al termine del primo tempo realmente sensazionale. Ci siamo, sovrannumero in corso. 3 di movimento soltanto per Benevento, ovviamente sarà calcio d'angolo, prova a sfruttarlo adesso questo sovrannumero la Cadi Antincendi Futura. Umberto Onorio, ancora lui, l'ingegnere pronto a battere. Cividini per Pisetta, Ariel, ora per Falcone, ancora Pisetta, Falcone sovrannumero, c'è Cividini, botta, Montefalcone c'è. 5:43, la palla direttamente a Paolo Parisi, si gioca. Continua il sovrannumero. La Futura prova a ingolosirsi adesso. Gian Cividini per il Pisetta, ancora per Gian, la stoppa col destro, poi Mancino, ancora Falcone, ancora con la mancina per Falcone, Montefalcone c'è, ancora palla fuori. Batti e ribatti, ancora Cividini, ancora Falcone, ancora Cividini, ancora Andrea, Falcone, pallonetto, ha provato il leziosismo, ha provato il cucchiaio Falcone. 5:13 dopo l'espulsione di Lucas, prova a abusarne la Futura, lancio lungo, Parisi c'è con i pugni, insieme con tanta voglia Falcone e Cividini. Parisi reclama tutta la macchina del Benevento, non c'è nulla, secondo gli arbitri. Pisetta, Montefalcone col corpo, intervento magistrale di Montefalcone. Pisetta, ancora Onorio, Cividini per Pisetta, la mette in mezzo, in estrema difficoltà Benevento, palla fuori. Avvertimento per la panchina sannita. Parlotta con Montefalcone, mister Scarpitti parla con l'arbitro e c'è anche un'espulsione nella panchina sannita, probabilmente a un dirigente. Piove sul bagnato in casa sannita. Ho visto un cartellino rosso, se non ho visto male ovviamente, non vorrei aver visto male ovviamente. E dunque computo dei gol, prima Rafinha quando mancavano 8:45, poi pareggio dopo neanche un minuto di Ariel Pisetta con una parabola fantastica dalla 3/4 di campo che va a punire l'inconsapevolezza della formazione di Benevento. Dopo poco calcio d'angolo magistrale, l'ingegnere Umberto Onorio la disegna per il connazionale Cadu, c'è un gol fantastico. Nel frattempo scene bellissime, ragazzi.
la mazza per asciugare per terra, ha perso i suoi capelli, capita anche questo, se la ridono in panchina. Attacca Onorio per Pisetta, triangolazione, ci ha messo la faccia in tutti i sensi Rafinha, ci ha messo realmente la faccia per evitare il gol del 3-1, brutta botta sul volto per Rafinha. Tantissime le palle gol per la Futura, che sta dimostrando di poter giocare alla pari, anche di più, contro la Benevento 5, mentre parlottano Pisetta e Parisi. Il nostro carissimo comandante Tripodi, in un batter d'occhio come MacGyver, prova a sistemare la mazza per pulire per terra qui al Palattinà. Avessimo una regia multimediale, la musichetta di MacGyver ci stava benissimo tutta la vita. Grande il dirigente Tripodi, faro per l'attività sportiva giallo-blu e faro per il settore giovanile, che promette scintille, con un under 19, quella della Cadia Antincendi, che sta veleggiando in vetta all'interno del ranking regionale dopo 2 titoli vinti con merito. 12-0 nel big match di domenica scorsa per i ragazzi di Mister D'Arrigo. Si gioca a Cividini per Umberto Onorio. Cividini continua il sovrannumero, complice l'espulsione di Lucas. Onorio per Pisetta, si combatte, Onorio di testa, c'è Falcone, gol! La sforbiciata volante di Andrea Falcone, è il merito di Umberto Onorio e della sua sagacia tattica e tecnica. Colpo di testa illuminante, Falcone da lì è meraviglioso, amici sportivi. La Cadia Antincendi on fire, e perdonatemi il gioco di parole merceologico. 4:15 sul cronometro, Falcone alla grandissima, è 3-1. Primo tempo tra i più belli della storia della Cadia Antincendi Futura. L'orgoglio di questa gente. Si gioca Pisetta dalle parti di Montefalcone, 4 minuti 2 secondi. Caruso è rimasto a terra, Edel Pisetta. L'arbitro si va a sincere le condizioni del giocatore. Se la ridono nel frattempo Abdala e Onorio, non so sinceramente qual è l'argomento dell'intrattenimento. Primo tempo veramente bello, Pisetta è ancora a terra. Pronti per ripartire, si è rialzato Pisetta, Scopelliti, Cadu e Onorio per Tonino Martino nel gioco di movimento con Paolo Parisi in porta. Dall'altra parte sarà palla Benevento 5, Rafinha per Renoldi. Si è visto poco il numero 11 Renoldi, che serve il mago. Abdala ancora per De Crescenzo, per Caruso, chiedo scusa. Caruso ancora per Renoldi. 3:35, 2 gol da recuperare per Benevento 5. Rafinha, l'autore del gol, che ha sbloccato la partita. Palla fuori, e dopo lo sblocco la Futura, che già stava giocando molto molto bene, ha iniziato letteralmente a scatenarsi. 3-1 al Palattinà, clamoroso a Lazzaro. Sarà calcio d'angolo. Botta secca, Caruso per un attimo immischia Renoldi, palla fuori. Sarà rimessa a Benevento 5, non ha dubbi l'arbitro. Battuta, botta, Scopelliti c'è ed esulta con la testa sul match. Peppe Scopelliti, baluardo difensivo della formazione giallo-blu. Attacca Rafinha per Abdala per Rafinha botta sul corpo di un avversario. Sarà ancora una volta rimessa per la formazione sannita. Si gioca Renoldi, assist Rafinha, Caducce
Si gioca, Caruso in mischia, la lascia scorrere Montefalcone, il portiere. Verticale, il mago Abdala la fa passare come può, c'è Onorio, palla in out ancora una volta. 2 minuti 36 secondi alla battuta Renoldi. Si gioca Renoldi 1-2 contro Onorio, passaggio ancora all'indietro, Renoldi dai e vai, se la va a prendere Caruso con l'esterno in verticale, Onorio ci mette il corpo, cercano il gol di riavvicinamento adesso i ragazzi del 7-7 in campionato. La recupera Pisetta, attenzione Ariel, pallonetta troppo alto. Nel frattempo, per chi se lo fosse perso, da qualche minutino ritornano i 4 di movimento dopo l'espulsione di Lucas. Renoldi, palla fuori, palla una vecchia gloria futura, Ignacio Zamboni sempre pronto. Renoldi, si gioca Renoldi, diagonale 1-1, 2 minuti 1 secondo, palla nel mezzo, poi in out. Time out chiamato dalla panchina della Cadient Incendi Futura, che sinceramente ha speso veramente tantissimo in questo primo tempo, giocando un futsal magistrale. Onore veramente ai ragazzi di mister Martino e Umberto Onorio, stanno giocando una partita esemplare contro un grandissimo avversario. Un caro saluto a tutti gli sportivi che ci seguono in live sul canale ufficiale della divisione calcio a 5. Lucas nel frattempo è addirittura sugli spalti, pronto a recarsi negli spogliatoi. È chiaro che le alternative per Benevento non mancano. Zonta che ha giocato pochino, c'è il capitano De Crescenzo, e potrebbero ritornare in campo direttamente dalla panchina, mentre sventola il bandierone giallo-blu della Cadient Incendi Futura con la curva delle mamme e dei bambini, dove lì, proprio lì, c'è lo striscione dedicato alla memoria di Enzo Iaria. Enzo Iaria vive con noi. Curva giallo-blu sempre attenta e sempre davvero affettuosa, specialmente dopo accadimenti come questo, la notizia che nessuno di noi voleva leggere e scrivere. Pronti per ritornare in campo. Sono stato facile profeta, ritorna in campo il capitano De Crescenzo per Benevento 5. Computo dei gol, prima Rafigna 1-0 per Benevento 5, poi pareggio di Pisetta, gol del vantaggio di Cadu e poi gol capolavoro sotto porta per Andrea Falcone. Si gioca Onorio per Andrea Falcone, ancora Scopelliti, Onorio, Scopelliti, Cadu, Scopelliti, dai e vai, ancora Scopelliti, serve Onorio, ora per Falcone, Falcone resiste Andrea, fa sulla banda, mette in mezzo il gol, ma l'arbitro ha fischiato, Onorio dice di no, aveva realizzato ancora la futura, scatenatissimi, ma la palla probabilmente era realmente uscita. Andiamo a vedere le immagini adesso, tutti con i telefoni in mano per guardare il replay direttamente dal canale ufficiale della divisione mentre si combatte in mezzo al campo. Attacca Benevento 5, triangolazione, la recupera Falcone, Falcone per Scopelliti, palla in out. Si riparte Montefalcone, passaggio per Rafigna, ribaltamento ancora per Abdala, palla fuori. Ancora palla a Benevento 5, la recupera Cadu in movimento, passa la palla a Scopelliti. Il gol era stato di Cadu dopo il tocco di Falcone, troppo difficile giudicare da qui. All'intervallo lungo andremo a vedere le immagini con un po' più di zoom.
26 secondi al termine del primo tempo. Botta di Scopelliti, ancora miracolo di Montefalcone. Ci gioca Onorio, ancora Falcone. Tantissima futura, ragazzi, tantissima carica antincendi futura. Alla battuta Umberto Onorio. Botta di Pisetta, Montefalcone scalda le mani. Innumerevoli le palle da gol della carica antincendi futura. Alla battuta l'ingegnere Onorio. Falcone in mischia, palla fuori, sarà rimessa a Benevento 5. Onorio con estrema esperienza gioca. Caruso, ribaltamento per Rafinha, finta, doppia finta, botta, Onorio c'è. 8 secondi al termine di resistenza in questo caso per la futura, avanti di 2 gol. Chiaramente gara ancora tutta in ballo, tutta da giocarsi, complice la caratura assoluta della capolista. Rafinha, Parisi c'è con le mani. Finisce così un primo tempo galattico, uno dei più belli della storia del club giallo-blu contro la capolista. Al momento è 3-1. Prima 1-0, gol di Rafinha per il Benevento, poi Pisetta con arcobaleno alla 3/4, Cadu per il 2-1 con un capolavoro su assist di Umberto Onorio, e poi 3-1 a firma Andrea Falcone. Noi andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
siamo, torniamo in diretta dal Palattinale di Lazzaro. Big match, Serie A2 Elite, divisione nazionale calcio a 5, in diretta, in live, sul canale nazionale, prontissimi per raccontarvi queste emozioni. 3-1 i primi 20 minuti a favore dei ragazzi di Tonino Martino e Umberto Onorio, che stanno strabiliando la concorrenza della capolista. 7 vittorie su 7 partite per la Benevento 5. Come raccontavamo nell'anteprima, si può ripartire, siamo già in live. Cividini, il capitano, la prende male ma ci ha provato, si era divincolato molto bene col classico giro dorsale. Si gioca Montefalcone, Pisetta con la testa, la palla dalle parti di Paolo Parisi. Parisi ancora per Cividini, Cividini le sue scarpette gialle, cerca un assist morbido, la palla è ancora lì. Cividini con l'esterno per Pisetta, completano il gioco di movimento per la formazione di casa, in vantaggio 3-1. Scopelliti e Umberto Onorio, bello il dai vai, Cividini ci crede, palla fuori, rimessa Benevento 5. Montefalcone, Abdala, De Crescenzo, Caruso e Rafinha per la Benevento 5, la capolista che prova un tocco con Caruso. Prontissimo Parisi, si gioca Parisi dalle parti di Cividini con le mani Montefalcone. Cividini attivissimo in questo inizio di secondo tempo, 19-10 da giocare, attacca Caruso, 3-1 il punteggio, complici gol di Rafinha. Eccolo, palla al piede che ha sbloccato il risultato per la formazione sannita. Dopodiché 3 gol dopo un primo tempo pazzesco fatto di azioni a raffica per la Cadi Antincendi Futura. La pareggiata era il Pisetta, poi gol di Cadu su assist da calcio d'angolo di Umberto Onorio e 3-1 ancora assist di nuovo di testa per la sforbiciata volante fantastica e spettacolare di Andrea Falcone, che parte invece dalla panchina. Si riscalda in panchina anche Cadu, un gol per lui e tanta qualità. Attacca Onorio per Cividini, ribaltamento cambiando gioco molto bene con la diagonale inversa per Pisetta. Ora Scopelliti, ancora Cividini, si combatte con Rafinha, duello tutto brasiliano, se la va a prendere ancora per Scopelliti, ancora per Pisetta. Umberto Onorio 18-28, tanto controllo di palla per la Futura che sta giocando a testa altissima con caratura tecnica contro la capolista. Montefalcone per il mago Abdala, 1-1 per il mago, attenzione, cerca la magia, Parisi c'è, in risposta sarà calcio d'angolo, Cadi per Benevento 5, chiedo scusa. Pronto alla battuta il mago Abdala, Rafinha la prende male, palla in out. Si gioca ancora qualche istante, continua a riscaldarsi Cadu. Scopelliti pronto a battere insieme a Parisi, Parisi con le mani per Cividini, ancora Scopelliti, ribaltamento per Umberto Onorio. Montefalcone, botta secca, si lega tra il pivot e Scopelliti, in questo caso Caruso. La palla è ancora per la formazione giallo-blu, si gioca, attacca Abdala, deviazione di Pisetta, sarà calcio d'angolo. Parisi, miracolo c'è, poi Scopelliti, Onorio mette ordine. Rafinha, gioco offensivo Benevento 5, tantissima qualità tra i piedi della Benevento 5. Rafinha, ribattamento per Montefalcone, ancora il numero 27 Rafinha, palla al piede, passaggio per Caruso, ancora Rafinha, 3-1 il punteggio, vantaggio per i locali. Bravissimo Cividini anche in chiave difensiva, si immola Onorio, non è fallo, è soltanto rimessa per la formazione di casa. Ottimo gesto di fair play, una botta alla mano, se la continua a ridere Onorio e Rafinha. Tocca asciugare il rettangolo di gioco. Tutto ok. Anche l'arbitro va a chiedere spiegazioni a Onorio sul perché delle risate con Rafinha. Effettivamente sembra un party tra i due.
stanno giocando ad altissimi livelli con estremo fair play. Si gioca Pisetta per Onorio, dai vai Pisetta, la banda la prende tutta, c'è il tackle, Pisetta è scatenatissimo, cerca la finta, poi prova il tiro, non va Pisetta. Ottimo Ariel Pisetta, sostanza al potere. 16:41, si gioca secondo tempo. Cividini ci mette un piede. Attacca il capitano De Crescenzo, palla direttamente a Paolo Parisi, pronto a impostare, passaggio errato. Abdala per un attimo, poi c'è Scopelliti che fa diga. Cividini, palla ancora per Rafinha, passaggio con l'esterno per Montefalcone si sgancia, palla direttamente fondo campo. Parisi è già battuto con le mani, Rafinha la stoppa, parte palla a piede Rafinha come un caterpillar, realizza immediatamente il gol del 3-2, l'aria aperta Rafinha. 3-2, quando tutto sembrava volgere verso una partita in controllo per la Futura, Rafinha fa capire il perché il Benevento 5 è la capolista di questo girone. Bellissima partenza da ultimo e gara totalmente riaperta. Tocca resettare immediatamente in casa Futura e, come dice sempre Umberto Onorio, si gioca fino alla fine con la mentalità di provare sempre a fare gol e la giusta euforia tecnica. Si gioca Paolo Parisi, ora per Onorio per Cividini, la controlla per un attimo, palla all'indietro, Montefalcone ancora per Abdala, solo un gol da recuperare per la Benevento 5 che attacca. Cividini in difesa, non c'è il Devai, si sgancia De Crescenzo, difesa pulita per il Pisetta, 4 contro 2, Onorio passa la palla a Cadu, gol! Cadu! Il passaggio di Onorio, sempre lui, magistrale. Cadu con un pallonetto fenomenale, il cuoricino a casa di Cadu che saluta amici e parenti. 4-2 immediato di Cadu. Perdonateci, ma sinceramente in mezzo a tutto questo non possiamo far altro che applaudire l'ennesimo assist in carriera dell'ingegnere Umberto Onorio, veramente fantastico. 4-2, bravissimo Cadu nel completare con la mancina, con un pallonetto realmente pregevole. Risposta da grandissima squadra per la Cadia Antincendi Futura. 15-25, un'eternità, gara apertissima. Pronto alla battuta Caruso per la Benevento 5. Si riparte. Attacca Benevento. Abdala si gira, pericolosissima, ancora Pisetta. Calcio d'angolo Benevento 5. Abdala la battuta. Parisi in due tempi col brivido. Paolo Parisi, c'è Onorio, attenzione, è già partito. Difesa di Benevento. Onorio ringrazia il suo portiere Paolo Parisi. Abdala contro Falcone, ribaltamento, ci mette il corpo Cadu, poi palla fuori. 14:50, botta alta dell'attacco Benevento 5. 14:46, il cronometro scorre, ma ancora siamo veramente agli albori di questo secondo tempo. Onorio, bella la tramella Cadi, Falcone, Montefalcone ci mette una pezza questa volta con estrema sicurezza. Onorio alla battuta, servito Pisetta, è rientrato in campo
Guillermo Zonta per Benevento 5. Abdala sovrannumero, Parisi, è un miracolo vero e proprio per Paolo Carisi. 1-2-1 contro Abdala, annienta la magia del mago. 14-19, pericolosissima Benevento, gara apertissima e bella, la recupera Parisi, c'è la porta vuota, cerca un tiro, Parisi ha fatto bene, ha sentito dentro sé l'intuizione di potercela fare. 14 minuti 8 secondi, riparte Benevento 5. Zonta per un attimo, la palla è lì, mette pressione Cadu, anche Falcone che prova a rubarla per un attimo, sarà ancora una volta rimessa per Benevento 5. All'arrembaggio adesso con Renoldi. Abdala parte da ultimo, si sgancia Montefalcone, palla in mezzo per Renoldi, ora per Guillermo Zonta. Onorio gliela ruba insieme a Falcone, poi perde per un attimo il mancino e si può ripartire. 13 minuti 42 secondi di emozione ancora da vivere. Attacca la Benevento 5, Guillermo Zonta contro Falcone. Zonta, Falcone per un attimo, ancora Benevento 5, palla al pivot De Crescenzo, palla fuori, sportellate da De Crescenzo e Pisetta, faccia a faccia dei due, non se ne mandano a dire, l'arbitro chiama raccolta i due, arrivano entrambi gli arbitri. Spallata di De Crescenzo su Pisetta che ha risposto. Attimi caldissimi ragazzi, 13 minuti e 26, pronto alla battuta Renoldi. Benevento le proverà tutte per vincerla, anche se deve recuperare 2 gol per pareggiarla. Attacca Montefalcone con la testa di Crescenzo, c'è Cadu col vai di Pisetta che può aprire il contropiede. Scopelliti per un attimo, l'aveva aperta per Onorio. Onorio dice andiamo un po' più lenti, andiamo un po' più adagio. 13 minuti e 11, palla alla Benevento 5. Zonta per Abdala, 1-2-1 con Scopelliti, il mago, piedi fatati per lui, modello pantofola d'oro, salta l'avversario, la passa in mezzo, la recupera Cadu, c'è un contatto, non c'è il fallo di Renoldi su Cadu, arrabbiatissimo Cadu che verrà ammonito probabilmente o quantomeno redarguito dall'arbitro. La calamità. Sarà palla alla Caglia Antincendi Futura. 4-2, Parisi con le mani dalle parti di Cadu, di testa Zonta. Onorio in mezzo al campo, la recupera Pisetta, fallo di Onorio, fallo di Umberto Onorio. Pronta la battuta ancora una volta la Benevento 5, la capolista Abdala. Abdala contro Cadu, Abdala torna indietro, continua a giocare con la palla arriva dalle parti di De Crescenzo, sportata con Pisetta, dai vai, Parisi c'è ancora una volta, seconda parata immediata repentina, continua il duello tra De Crescenzo e Pisetta che continua a battibeccare, l'arbitro non prende provvedimenti, si alza tutta la panchina Futura, anche Simone Minnella che scalpita per voler entrare. Zonta per Renoldi, 12-24, Renoldi per Zonta, fuori, l'arbitro ha fischiato, chiamati a raccolta De Crescenzo e Pisetta, ammoniti tutti e due, una sorta di assemblea di forum che viene placata così dall'arbitro. Animi caldissimi tra il capitano dei Sanniti ed Ariel Pisetta. 12 minuti 24 secondi, grandi accese sfide nel corso della loro storia tra Benevento e Cadi. Si gioca Paolo Parisi, pronti a ripartire, lancio lungo Umberto Onorio, palla in out, si gioca Zonta, Guillermo Zonta contro Cadu, passaggio all'indietro per Rafinha, l'autore della doppietta per la Benevento 5, dai vai, fantastico, tiro alto, triangolazione da manuale di questa disciplina, ci ha provato Renoldi. 4 minuti, anzi 12 minuti e 5 a giocare, 4-2 il punteggio, lancio lungo di Parisi dove non c'è nessuno. Al momento partita intensissima, molta
molta più cadi Futura rispetto al Benevento, un po' appannato l'apporto della capolista, ma è lunga, è lunghissima. Rafinha per De Crescenzo, assist Onorio, piedini magici per Umberto Onorio che con le sue scarpette serve Cadu, elegantissimo il brasiliano, la palla sulla testa di Guilherme Zonta, ancora De Crescenzo, ora per Rafinha, ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo. Scopelliti mette pressione prendendosi l'applauso di tutta la platea del Palattinati Lazzaro. 11 minuti e 28, sarà rimessa a Benevento 5, si sgancia Montefalcone rischiando qualcosina. La palla è ancora per Zonta, ora per Renoldi, lungolinea per l'assist, non c'è il fallo di Pisetta. Parisi con estremo fair play butta la palla in out, ha preso una botta alla pianta del piede Renoldi, protestano le rispettive tifoserie, si arrabbia anche l'allenatore della Benevento 5 e insomma ragazzi, in questi ultimi 11 minuti e 11 secondi ne vedremo delle belle. Minuti 11 secondi, 4-2 il punteggio, si va a rialzare Renoldi, tocca asciugare ancora una volta il rettangolo di gioco. Si andrà a accomodare in panchina Umberto Onorio, Scopelliti, Pisetta, Cadu e Cividini con Parisi in porta da un lato, dall'altra parte Zonta, De Crescenzo, Montefalcone tra i pali, Rafinha e Renoldi, e si può ripartire come è giusto che sia, in primo clima di fair play. Renoldi restituisce la palla, Parisi passa la palla a Cividini, Cividini ancora per Cadu in slalom, ancora per Scopelliti, palla in out. Benevento, la capolista, proverà fino in fondo a ricucire lo strappo, palla alta di Rafinha. Ritorna in campo Umberto Onorio, Parisi dalle parti di Onorio, troppo lungo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono, i sostenitori del Benevento ovviamente e tutta la popolazione Futura lontano da casa, pronti a sostenere entrambe le formazioni. Al momento vince la Futura 4-2, ma chiaramente la gara è lunghissima. Doppietta per Rafinha da un lato, pioggia di gol per la formazione di casa che sta giocando probabilmente la più bella gara della sua stagione. Scopelliti ancora per Pisetta, Cividini resiste, ancora Ariel Pisetta, ribaltamento per Onorio, bella la triangolazione, le scarpette gialle di Cividini sforrano un passaggio di tacco, la palla è ancora per Montefalcone, Rafinha per De Crescenzo, ribaltamento, se la va a prendere Rafinha. 4-2, ancora De Crescenzo, mette pressione Scopelliti, si combatte, non c'è nessun fallo secondo l'arbitro. De Crescenzo la spunta sull'esterno della rete. Siamo giunti alla metà esatta di questo secondo tempo, andando a riepilogare invece il computo dei gol della Futura. Ovviamente non possiamo non ricordare queste 4 segnature, tutte molto intense. Prima gol di Pisetta da campo a campo, poi Cadu su assist di Umberto Onorio, doppietta per Cadu che al momento è stato veramente impattante all'interno di questa sfida. Su anche il quarto gol, il terzo l'ha realizzato Andrea Falcone, una bellissima sforbiciata, si gioca a Montefalcone, palla in out. 9 minuti 40 secondi, 4-2 il punteggio. Alla battuta era il Pisetta sul corpo del mago Abdala, ha preso una botta, probabilmente problema muscolare per il Pisetta che dovrà ritornare in panchina, speriamo non sia nulla di grave. Come detto poc'anzi per altri protagonisti a parti invertite, questa partita non merita di perdere nessun protagonista, ricordando l'espulsione
nella prima parte di primo tempo del giocatore Lucas per la formazione sannita, che ha lasciato un uomo in meno per larga parte della parte finale di primo tempo la formazione della Benevento 5. Forse problemi di crampi addirittura per il giocatore brasiliano della Futura. Si alza il coro Ariel, Beniamino locale, Ariel Pisetta. Si gioca Scopelliti, palla ancora a De Crescenzo, ondata a Cividini per un attimo, ancora palla fuori. Si ripartirà col pallone per Benevento 5, Pisetta per un attimo, palla fuori. Si può ripartire, Rafinha, ancora per De Crescenzo, palla in mezzo, la recupera. Paolo Parisi, lancio lungo, ci prova Cividini di testa, di poco al lato. 9-13, 4-2 il punteggio. Abdala contro Scopelliti, di tacco per De Crescenzo, combatte Cividini, non è nulla, dice l'arbitro. De Crescenzo guarda con aria interrogativa, lo stesso, sarà palla Cadiant, incendi Futura. In questo caso non protesta più di tanto la panchina sannita e si può giocare. Cadu, palla ancora in out, 8 minuti 51 secondi. Si gioca Rafinha, 8:44 adesso. De Crescenzo per Rafinha, bravissimo Scopelliti che dice di no, è scivolata plastica. In panchina a disposizione per mister Martino per Simone Minnella, Alessandro Squillaci, Pasquale Torino l'abbiamo intravisto. Nel frattempo botta secca di Cadu contro un tifoso nel pubblico, ovviamente in chiave fortuita, nulla di grave. Si gioca Abdala, ritornava in panchina ovviamente Pisetta dopo problema muscolare di poco fa. Palla in out, prova a farsi vedere alle parti dei giallo-blu la formazione sannita. 8:23, Parisi pronto alla battuta dalle parti di Cividini, di piatto Abdala, Renoldi prova a impostare la capolista, si immola Falcone, la palla è Futura, la recupera da Andrea Falcone con astuzia, rimessa ancora per Cadu. Falcone ancora per Parisi dalle parti di Cividini, palla fuori. 8 minuti 5 secondi da giocare. Si gioca Cividini per un attimo, Rafinha la mette in mezzo, riparte Benevento a campo aperto, Falcone prova a immolarci, bravissimo Andrea Falcone, fantastico intervento in scivolata volante, il numero 54 della Futura, eccolo, palla al piede, intervento importantissimo, ma anche questa azione palesa quanto sia imprevedibile la manovra della capolista. Questa sera sicuramente non al top, ma c'è tutto, ancora il tempo per riprendere dai capelli questa sfida. Abdala cerca la magia, Cividini si immola e va a dare il 5 all'avversario. Estremo clima di fair play tra le due formazioni. Rafinha per Renoldi, assist, attenzione Renoldi, prova il tacco, poi c'è Parisi in 3 tempi. 7:22, non c'è ancora power play per la Benevento 5. Parisi la butta fuori, lontano. 7:15. Si gioca Abdala, ribaltamento, se la va a prendere Abdala, fa tutta la linea di fondo, torna indietro, Renoldi ancora per Rafinha, la ruba Cividini, cerca l'assist per Cadu, come prima, questa volta guadagna soltanto una rimessa. Sei minuti 53 secondi alla battuta Umberto Onorio.
Onorio per Scopelliti, palla in out. Sarà ancora una volta battuta per Umberto Onorio. Batte Cadu, alta sopra la traversa, ritorna in scena Pisetta e si gioca Abdala. Mette pressione Cadu, Abdala, continua il duello tra i due. L'arbitro ha fischiato, ha ammonito Abdala, ammonito Cadu, chiedo scusa, non Abdala. Sarà palla per Benevento 5. Sei minuti 28 secondi. Si gioca. Entriamo nel vivo di questa sfida. De Crescenzo per Renoldi. Rafinha per un attimo, la palla al pivot, prova a girarsi Caruso, non ce la fa, e ancora pallone per Benevento 5. Sarà calcio d'angolo, battuta repentina che va ovviamente ribattuta. Sei e 14 sul cronometro, Caruso, botta out. 6 minuti e 12. Caruso, Renoldi, Abdala e Rafinha, i giocatori in movimento per la Benevento 5, pronti a scardinare l'arcigna difesa della Cadia Antincendi Futura. Attaccano i calabresi. Pisetta per Onorio che era partito, palla fuori. 6 minuti, 1 secondo. Rafinha, Banda, Caruso col controllo della sfera, serve ancora Abdala. 5,51 di testa Cadu, ancora Rafinha, ribaltamento, botta Montefalcone, salta l'avversario, tunnel a Scopelliti, tentando la botta, ancora Rafinha, la ruba Pisetta, tira ma è prontissimo Montefalcone, si gioca. 5,33, palla fuori. Problema di crampi ancora per Eriel Pisetta che ancora una volta a terra. Nel frattempo dialogo tra Renoldi e Martino. Crampi per il giocatore della Cadia Antincendi Futura quando mancano 5 minuti e 31 al termine. Sarà rimessa Futura. Continua il dialogo questa volta tra Caruso ed Onorio. Arriva anche lo spray per Eriel Pisetta, mentre confabulano Montefalcone e Abdala, provando a pensare alle strategie per scardinare la difesa della Cadia Antincendi Futura. (4-2) il punteggio. Nel frattempo c'è qualche battibecco tra le due panchine che sembra essersi già chiarito. C'è il capitano De Crescenzo che sta parlando con Tonino Martino abbastanza animatamente. 5 minuti e 31 pronti per ripartire. Si abbracciano con estremo fair play invece Abdala e Cadu. Ammoniti Martino e non De Crescenzo, se non ho visto male. Dovrebbe essere, se non ho visto male da qui, una doppia ammonizione per entrambi gli staff tecnici, quindi anche mister Scarpitti. Pronti per ripartire. Onorio restituisce, così come è giusto che sia, la palla con estremo fair play. 4-2, si gioca. 5-28. Caruso contro Onorio. Rafinha ancora per Renoldi, botta Parisi, c'è parata plastica di Paolo Parisi che dice di no. Bella giocata del Benevento, ottima risposta della Cadi. Probabilmente c'è un time out.
chiamato dalla panchina del Benevento 5 quando mancano 5 minuti e 15 secondi e il punteggio scrive 5-15. Rinnovo i saluti a tutti gli sportivi che ci stanno scrivendo in chat, in fanpage, sperando possiate godere di una grande e bella partita fino in fondo e sperando che la partita sia di vostro gradimento. Nel frattempo continua la torzita nella curva della Cadient Incendi Futura con il super tifoso Buffon, ormai diventato virale, tifoso anche della nazione di calcio, che va a dialogare con i ragazzi della scuola calcio. A proposito di scuola calcio, grandi feedback per la nuova Under 17 a marchio Cadient Incendi Futura, pronta all'esordio in questo campionato giovanile lunedì. L'allenatore della squadra è un giocatore della prima squadra, della 2 Elite, ovvero Peppe Scopelliti, che ritorna in campo insieme a Cadu, Onorio e Falcone, con Paolo Parisi in porta. Dall'altra parte missione remontata per la capolista, la Benevento 5. Abdala pronto alla battuta, Guilherme Zonta pronto a battere, pronto a calciare. C'è anche Caruso e se la va a prendere invece Rafinha, che parte da ultimo. C'è il power play, 5 contro 4 da adesso, negli ultimi 5 minuti. Vuole la rimonta la formazione ospite, power play in atto, se la va a prendere Benevento. Rafinha, colpo di tacco, Caruso per Rafinha, la botta, c'è Onorio, c'è anche Falcone, prova il tiro, è prontissimo Guilherme Zonta e copre la porta. 4:46, si gioca, attacca ancora la formazione del Benevento 5. Zonta, Renoldi è l'aggiunto ovviamente. Rafinha, passaggio per Zonta, ribaltamento per Rafinha, ancora Renoldi l'aggiunto. Trama offensiva molto elaborata per gli ospiti a caccia del gol della speranza. Zonta per Abdala, palla nel mezzo, Rafinha, Cadu, parabola, rischia il gol Cadu, rimasto a terra nel frattempo Umberto Onorio, speriamo non sia nulla di grave, si tocca la schiena Umberto Onorio. Cadu sfiora il gol post power play, la palla viaggia, arriva vicino alla porta, esce di 1,5 metri circa. Rimasto a terra Onorio quando mancano 4 minuti e 2 secondi al termine della partita. Partita vibrante dove la Futura sta giocando realmente un partitone contro la più quotata del campionato, la capolista Benevento 5. Pronti per ripartire, sarà ovviamente ancora una volta power play tra le due formazioni. Tocca asciugare ancora una volta il rettangolo di gioco. Ci siamo, si può ripartire. Tocca alla Benevento 5 portare la palla avanti, 4-2 il punteggio, 3 minuti e 58 da giocare. Vivremo un finale probabilmente più che emozionante. Tocca a Benevento provarci, palla fuori, trama molto pericolosa, Scopelliti dialoga con Parisi, ma ovviamente Caruso finisce in out. Paolo Parisi alla battuta, 3:48. Parisi lancio lungo con le mani Montefalcone, sarà calcio d'angolo per la Futura che guadagna metri. (3:44) ritorna in campo anche Ariel Pisetta. Onorio per Cadu, grande risposta di Montefalcone, ancora una volta pericolosissimo Cadu, sarà calcio d'angolo. Cadu, Onorio pronto a battere, la mette in mezzo, la recupera Rafinha,
Cadu si immola a piedi uniti, palla fuori, rimessa a Benevento 5. 3 minuti e 34 di sofferenze reciproche. Adesso Benevento proverà a riaprirla. Cadi a Ticcelli Futura dovrà provare a gestire il vantaggio. 2 gol di gap. Bisetta carica i compagni. Montefalcone alla battuta. Ci siamo, Rafinha per Zonta. Zonta contro Cadu, ancora per Rafinha. Ribaltamento. Zonta verticale per Renoldi, ancora Zonta. Finta, passaggio, tiro in out, non c'è stata deviazione, sarà ancora palla per Parisi. Lancio lunghissimo dalle parti di Cadu. Montefalcone è sicuro. Si gioca 3 minuti 5 secondi. Zonta, ribaltamento per Renoldi, ancora power play. Zonta sulla banda per Abdala, ribaltamento ancora per Rafinha. Si gioca Rafinha, ancora per Zonta. Zonta per Rafinha, ribaltamento ancora una volta. Rafinha contro Onorio, serve ancora Guilherme Zonta. Se la ripassano i giocatori del Benevento mentre scorre il cronometro inesorabilmente. Parisi c'è, si risposta su Abdala, c'è ancora una volta. Si può ripartire. Zonta ancora per Rafinha. Renoldi cerca il dive vai, no, la palla scorre tra i piedi di Rafinha all'indietro. Ancora Rafinha, Bisetta di prima intenzione, la palla ancora lì. L'intervento di Paolo Parisi molto bene su Caruso. 2 minuti 18 secondi. Sarà calcio d'angolo e c'è un problema ancora una volta. Un giocatore Futura, questa volta Scopelliti. Onorio, Scopelliti, Cadu e Pisetta insieme a Parisi, che si va a prendere il coro dedicato della curva della Cadi. Dall'altra parte Caruso, Zonta, Rafinha, Renoldi l'ha aggiunto con Abdala pronti in 2 minuti e 18 provare a creare un qualcosa che diventerebbe realmente un capolavoro. Battuta, Zonta, ribaltamento, se la va a prendere ancora Zonta. Rafinha con l'esterno per Renoldi, ancora Zonta sulla banda di sinistra per Abdala, ancora Zonta, finta, doppia finta, si combatte, Scopelliti prova a uscire nella Futura. Parisi c'è con le mani, lancio lunghissimo dalle parti di Onorio che la stoppa per un attimo, poi palla fuori. 1 minuto e 50 di sofferenza per la Futura che prova a difendersi adesso. 1 minuto e 42. Rafinha, Caruso, ancora Renoldi, Zonta ancora per Renoldi, Rafinha, ribaltamento per Abdala, ribaltamento ancora per Zonta, Renoldi, palla fuori. Attacca la Cadi, Parisi, passaggio per Cividini, palla in out, sarà ancora rimessa a Benevento. 1 minuto 18 secondi al termine, ancora power play Benevento 5. Zonta per Rafinha, ancora Renoldi, ancora per Zonta, ribaltamento ancora, Parisi Zonta per Rafinha, in press Monteleone, la ruba Onorio, fallo di Rafinha, sportellate, spintoni di Rafinha a Martino. Cadu va a reclamare il cartellino, attimi che devono diventare subito un qualcosa di pacifico.
istanti caldissimi adesso, c'è un po' di gente già ammonita. Tonino Martino si isola in panchina per evitare ulteriori provvedimenti. Aspettiamo i provvedimenti, ovviamente 45 secondi al termine, continuano le proteste del Benevento. Renoldi continua a dialogare con l'arbitro, idem Rafinha, ultimi 45 secondi, si alza il coro fuori. A questo punto penso sia sicuro che sia arrivato qualche cartellino. Ritorna in campo nel frattempo Andrea Falcone nel luogo di Cadu. 45 secondi al termine. Espulsione per Rafinha, se non ho capito male, un giocatore che si deve accomodare anzitempo negli spogliatoi con 45 secondi di anticipo. Rafinha che ha praticamente spinto Tonino Martino per quel che abbiamo visto da qui, per avere conferma di consiglio di andare indietro col cursore e capire se sto dicendo qualcosa di vero oppure no. Aspettiamo chiaramente eventuali rettifiche. 45 secondi al termine. Si gioca, attacca Benevento, ultime speranze. Pisetta, palla fuori, 38 secondi, non è ancora finita. Con le mani Renoldi direttamente a Parisi, lancio errato, Parisi, lancio lungo dalle parti di Cividini, la palla è lì, Renoldi per un attimo, si sgancia, Zonta, la recupera Pisetta, sfiora il quinto gol la Futura. Sciupone Pisetta che ha rischiato il gol come accade nel primo tempo. Onorio di testa ancora per Cividini. Pisetta prova il tiro per Renoldi, 14 secondi. Falcone, palla fuori, capolavoro quasi completo per la Cadi antincendi Futura. Il pubblico del Palatina è invisibile. Sta per cadere la capolista sotto i colpi di una scatenata Cadi. Palla fuori, la lascia scorrere Giancarlo Cividini. 5 secondi al termine, tifosi on fire al Palatina, alla battuta Abdala. L'addormentano così il capolavoro della Cadi antincendi Futura. Benevento perde la sua prima partita in carriera. Bellissimo l'abbraccio tra Onorio e Abdala, e la Futura ha tutto il merito di vincere una partita pazzesca, con cuore, anima, gol ed emozioni. Tutti sotto la curva i ragazzi del presidente Nino Malamaci, che non hanno lasciato nulla al caso. Benevento questa sera realmente imprecisa, che dopo il gol del vantaggio ha subito il ritorno veemente di una Futura pazzesca. I 3 punti volano in casa giallo-blu, capolavoro tecnico-tattico dei ragazzi di Tonino Martino e Umberto Onorio e del direttore Angelo Saccà, che possono andare fieri di aver battuto una grandissima squadra che questa sera, cosa che non era accaduta nei 7 incontri precedenti, ritorna a casa a mani vuote. È veramente tutto dal Palatina di Lazzaro. Una buona sera a tutti voi che avete assistito a questa live. Vi lasciamo al tripudio della gente di Lazzaro e Motta San Giovanni. Vince la Cadi antincendi Futura, termina 4-2, doppietta di Rafinha per la formazione ospite e gol di Pisetta, doppietta di Cadu e di Andrea Falcone, con un gol di sforbiciata meraviglioso per la Cadi antincendi Futura. Alla prossima!